Ciao ragazzi, oggi andiamo a fare un po' di puzzle rush. Qua c'è sicuramente matto in fondo, mangio l'alfiere, matto in fondo anche qui, matto, mangio di donna, mannaggia, donna, così scoperta, qua c'è un matto delle due torri, cavallo F6, donna F2, mangio e cavallo E5, ovviamente ci fa fare le mosse forzate. Donna per D5, qua dovrò mangiare e giocare alfiere B6, cavallo F3 matto, re qua, poi mangio l'alfiere. Presa, mi mangio l'alfiere qua, e poi paro. Eh, torre con la torre inchiodata. Questo sembra ok. Alfiere per torre per cavallo I6, cavallo F3 matto. Ehm, questi sono i più bastardi. Ok, così. Torre in fondo sembra ok. Una bastardata, ci ha provato. Alfiere per mangio tutto, alla fine dovrei farcela. Questa mi mangio l'alfiere. Alfiere F3, sì. Così. Donna di 8, matto, cavallo B5, matto, donna B1, torre H8 e donna F5 per parare il matto in F7. Qua è sicuramente scacco, scacco e poi cosa? Scacco, scacco e doppio, madonna che culo. Ehm, no, cavallo di 3 sembrava la mossa giusta, però probabilmente non lo era. Qua mi mangio la donna. Qua do... non vedo, non vedo. Scacco, scacco, mi mangio... Ok, la torre. Qua secondo me riesco a salvarmeli entrambi, quindi va bene. Donna di 4 non c'è, però c'è torre per. E mangio questo. Ah, un'altra ne vuoi? Torre alfiere F4. Eh, torre H7 sembra quella giusta, poi non so bene come continuare. And then what? Ok, 33. Buon punteggio, riproviamo. Qua ci sarà il matto in fondo, matto così, matto così, ovviamente nessuno degli ultimi era matto. Questo era già abbastanza difficile. Matto, ok, matto in 2, sì. Non F7, i primi sono stati abbastanza facili. E qua c'è ok, la torre che viene persa, qua un doppio, qua questo sembra ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Cosa succede se mi mangio la torre? Assolutamente sono un imbecille. Ok, alfiere a 3, cavallo D6 e cavallo B5. Ok, cosa cambia nulla? Qua sarà questa e D6 e l'alfiere in trappola. Qua bisogna calcolare un po', però alla fine G6 penso che sia giusta. Oh, ok. Doppio. E boh, cosa... Donna C3 è strana, sì.
Donna per o torre per? Donna e matto così. No, il record rimane un miraggio. Il mio record è di 39 e non ce la farò mai. Non so quante Red Bull mi ero fatto prima di fare quel record perché veramente non ci arrivo neanche vicino ultimamente. Ok, cavallo... boh. No, infatti era impossibile fosse quella. Donna G3 sembra che vada bene. Terra F1 mangio. Uh, questa, molto figa. Questo mangio in H6, mangio in D7, torre F6, va bene. E questa non la posso fare perché ho perso di tempo, porca sana. Ok, dai, adesso andiamo a farci una partita col mio account. Vai, giochiamo a 3 minuti. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Commenterò poco perché queste sono toste, sono decisamente toste. Giochiamo, ok, la siciliana aperta, una cosa che io non faccio mai. Fiere 3. Non mi ricordo mai l'ordine giusto delle mosse, ma dovrei averlo imbroccato. Questa è la variante del dragone, la variante super principale, una variante iper teorizzata. Qua B5 è la mossa giusta. La variante giusta dovrebbe essere cavallo D5 qua, se non mi ricordo male. E dopodiché non so nulla. So assolutamente nulla su sta variante. E... boh. Ok, non vedo perché dovrei stare peggio, però ho il bianco, quindi dovrei aspirare a una posizione leggermente vantaggiosa. Ehm, ok, magari posso fare H4 le prossime mosse. H4, se mangia in D5 rimangio di pedone E e sono abbastanza contento perché questo pedone prima o poi secondo me si rivelerà una debolezza. Donna C4 è più bella che altro, secondo me. Adesso questa torre è molto molto passiva, molto lontana dal gioco. H6 è un pedone estremamente forte perché gli limita appunto la torre molto. E ok, adesso la mia donna è un po' legata alla difesa di questo pedone, per carità. Però, boh, torre 4 sembra molto forte. Preparo a attaccare la sua debolezza più evidente, che è 7. E... ok, torre 1 sembra la mossa normale. Ok, C3 per liberarmi definitivamente la donna dalla difesa di questo. Sembra la cosa giusta. Ok, in realtà sono molto contento della mia posizione. Ah, donna F4. Ma che scopo? Forse a 3. Gli prevengo un attimo il suo controgioco sul mio re e cerco di fare qualcosa. Donna F4 con la stessa idea di controllare B4 e magari avvicinarmi all'attacco di E7. Ok, ad esempio Donna F6
È uno pseudo sacrificio di donna perché se mangia c'è il matto in E8 di torre, quindi non può mangiare e minaccio il pedone in E7. Torre G6 non è un granché perché donna H8 e mi mangio questo pedone, dopodiché H6 si rivela essere anche un buon runner. Ok, mi immagino che lui debba giocare donna C7, in realtà. Dopo donna C7 però, ok, donna 7 con lo stesso principio. Io giocherò G4 con l'idea che lui in realtà può fare gran poco, secondo me. Rimane un po' in Zugzwang, come si dice in gergo. Ah, potevo già mangiare D6? Sì, ecco perché avevo visto donna C7 e non donna 7. E non può mangiare in C3 perché c'è la minaccia di donna D8, quindi penso di essere in grande vantaggio. Adesso 3 minuti senza l'abbuono, quindi dovrò muovere parecchio velocemente. Mm, Torre D7, donna C6. Ok, ma questa è buona per lui, mi sa. No, niente, devo muovermi, giocare così, ma adesso subisco un po' il suo controgioco. Donna E6, D6, maybe. Ora sto giocando un po' tutto per tutto, se mi mangio in B2 sono un po' in crisi in realtà. E giocherò Re A1 e spero che non ci sia abbastanza. Se mi mangio di pedone sono abbastanza contento perché quel pedone mi difende anche un po'. Ora vado anche sopra di tempo, miracolo, mai successo in vita. Eh, Se mangio di pedone forse ho visto qualcosa. Ok, in realtà vinco di tempo, bella lì. Mangio qua e vinco in poche. Don F6 e matto in D8. Nice. Niente, spero vi sia piaciuto questo video, ci vediamo al prossimo. Ciao raga. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!